Allora, dai, contentiamo rapidamente, chef brevissimo. Chef per un giorno. Questi per un giorno, no dai, per qualche secondo. Questi benedetti canederli, chi ci ascolta, che poi tra l'altro ci seguono, attenzione perché ci seguono anche dal Trentino Alto Adige, per cui una grande responsabilità. Allora diciamo gli ingredienti principali per i canederli del pane, ovviamente del pane raffermo che si mette nel latte. Qualsiasi quindi, pane? Perché diciamo, tutti i tipi di pane del mondo. Sì, noi diciamo pane bianco normalmente si usa per i canederli, si mette nel latte, poi si aggiunge... Deve essere bello duro però, vero? Il pane è bello duro, quindi si mette nel latte che diventa bello morbido, poi si aggiunge della lucanica, dello speck. Poi ci sono varie ricette, c'è chi ci aggiunge anche qualche altro insaccato, ma comunque diciamo che lucanica e speck sono quelli principali. Dopodiché si formano delle belle bocce con la farina e si cuociono nel brodo. Spezie? Servono spezie all'interno? Si mette un po' di prezzemolo. Ah, prezzemolo. Anche un po' di uovo. Di uovo, esatto, per fare le palle. Perché se no non stanno insieme. Quindi ho detto, quando si preparano anche con l'uovo dentro, si mescolano, fanno i palloncini. Sì. Esatto, e dopodiché si passano nella farina e si mettono nel brodo. Vengono mangiati sia col brodo, ma si possono mangiare anche col ragù, oppure con un ragù di cinghiale, con un ragù di cervo, in base ai gusti, in base alle ricette, esatto. Fantastici. Va bene, mi ha fatto venire l'acquolina in bocca. Passiamo agli eventi che ci attendono e quindi ritorniamo magari a chiedere alla regia con le immagini natalizie, la neve e tutto quello che sta... Tra l'altro, ribadiamo, voi avete la neve, non è artificiale come... No, si chiama, la neve è programmata perché non ha assolutamente nulla di artificiale, non si usano sostanze di nessun genere, ma è semplicemente acqua che viene trasformata in maniera naturale in neve. L'unica componente esterna è l'energia elettrica, ma nel caso del Trentino, è specifico anche nostro, è tutta energia green, per cui possiamo dire che è neve naturale al 100%. Perché energia green? Perché arriva dalle centrali idroelettriche, quindi siete insomma, a chilometro zero. Siamo a chilometro zero e quindi non ha nessun impatto sull'ambiente, a scapito della neve naturale, che sicuramente ha un aspetto coreografico affascinante, bellissimo. Va anche detto che la neve programmata è più sicura per lo sciatore perché garantisce un fondo molto più regolare, e per lo sciatore appassionato dà una risposta che la neve naturale non è in grado di dare. Quindi proprio... Non è quella dura, impaccata, è tutta un'altra cosa. È tutta un'altra cosa, anche perché il cristallo, se viene prodotto nelle condizioni normali, insomma è un cristallo molto piccolo, quindi si legano perfettamente, è una neve che non sfonda, è una neve compatta, e quindi per gli sciatori che sono in grado di andare sullo spigolo, quando si appoggia allo spigolo poi lo sci parte e dà il massimo della resa. Questo con la neve naturale, che ripeto sicuramente è più bella da vedere, è più affascinante, però per sciare è decisamente più gratificante la neve programmata. Infatti, voi avete possibilità della programmazione della neve anche nelle vostre zone, o stiamo attendendo quella naturale che tanto non esita ma fa... No, abbiamo la neve programmata anche noi su tutte e due le zone sciistiche, tramite bacino da una parte e invece dall'altra tramite cannoni normali. Non c'è il bacino, però sembra ci sia acqua, e quindi adesso basta solo il freddo in maniera che faccia un bel fondo per poi riuscire a tirare le piste in maniera eccellente. Insomma. Mi sa che il freddo arriverà, tra l'altro. Sì, il freddo arriva domenica, arriva il freddo, accendiamo i cannoni e poi la stagione parte, poi sembra che arrivi anche qualche fiocco di neve, quindi come dire è tutto pronto perché la stagione parta per i migliori auspici. Sicuramente c'è in questa parte, come diceva Patrizio, i mercatini, quindi la combinazione anche sci e mercatini è qualcosa che piace sempre tantissimo. Anche chi viene sull'Alpe Cimbra scia la mattina e poi la possibilità di scendere e andare a visitare i mercatini di Pergine e di Levico, e poi partono i grandi eventi. Noi partiamo con la sfilata di apertura il 9 di dicembre, l'accensione dell'albero, e quella quindi che il ponte dell'8. Il ponte dell'8 segna proprio l'avvio dell'inverno, che noi festeggiamo con questa grande sfilata alla quale partecipano gli oltre 150 maestri di sci, partecipa la banda, insomma i grandi protagonisti
questi dell'Alpe Cimra, accensione dell'albero, e di tutte le luci che caratterizzano il centro di Folgaria e che poi rimarranno accese fino alla fine della stagione invernale. Quindi sono un po' una coreografia di questo bellissimo centro alpino che è il centro di Folgaria. Anche da voi farete qualche mercatino, qualche evento di strada, di piazza, tra virgolette? Sì, allora ci saranno eventi di strada che poi arrivano con il Natale, quindi arriverà Babbo Natale, ci saranno le grandi fiaccolate, c'è l'animazione nel corso di tutta la giornata. In realtà il nostro mercatino è il centro di Folgaria, dove abbiamo tantissimi negozi che spaziano dagli articoli più ricercati a quella che è la tradizione artigianale, e quindi è già un viale che di per sé è un centro commerciale con tanti bar, ristoranti, wine bar, e quindi un luogo da vivere tutto l'anno proprio per queste caratteristiche. Dopodiché partiranno proprio gli eventi più legati al mondo della neve, quindi le prime gare importanti con il mese di gennaio, ma anche eventi particolari come i campionati europei di sled dog a Malga Mille Grobbe per gli amici di questa disciplina. Avremo il Dolomiti Winterfest, quindi una running, una corsa sulla neve che ha una versione agonistica, ma quest'anno anche grande novità, una versione per le famiglie con i bambini, quindi una 6 km dedicata proprio ai bambini che potranno essere accompagnati anche dalle famiglie. Quindi non solo sci ma anche molte altre attività. Ovviamente la bike continuerà ad essere presente anche d'inverno con i tracciati che andremo a preparare nella versione fat bike, quindi queste bici con la ruota grassa, e proprio il 26 di dicembre ci sarà la prima Christmas fat bike, quindi siete tutti invitati. Ovviamente è d'obbligo essere vestiti da Babbo Natale e partecipare a questa gara ludica che avrà una versione anche per i bambini con le bike strider, quindi queste piccole bici senza pedali. Questo è importante che hanno... dirlo, perché effettivamente tanti chiedono informazioni per gli sport e per i bambini. Avete quindi queste bike? Sì, sono delle bici che non hanno i pedali, nella ruota anteriore viene agganciato una specie di sci, un piccolo sci, che quindi permette a questa bici di muoversi facilmente sulla neve. È un'attività che possono fare durante tutto l'inverno sia a Folgaria che a Lavarone. Bellissimo, ai bambini piace molto. Infatti, le ciaspole? Ciaspole anche nella nostra zona, soprattutto nella catena del Lago Rai, e quindi sulla parte del versante settentrionale della nostra zona. Che si prende da dove praticamente? Dalla Panarotta, diciamo la Panarotta, fino a Cima d'Asta. Questa zona dove vengono organizzate sia attività diurne sia attività notturne con le ciaspole, quindi la possibilità di fare dei bellissimi percorsi con la guida alpina per finire poi la serata in un rifugio, in un locale di montagna con una cena tipica. Per quanto riguarda invece la parte diurna, si parte al mattino, si fa un'escursione, invece si finisce con il pranzo. Non manca ovviamente, oltre alle ciaspole, non mancano anche le uscite con lo sci alpinismo. Perché è una zona che si presta. Esatto, ci sono diverse zone della catena del Lago Rai che si prestano per questo tipo di sport, anche perché a marzo viene organizzata la consueta sci alpinistica Cima d'Asta, che è questa gara internazionale con gli sci d'alpinismo ai piedi che arriva fino al Cima d'Asta, appunto, che è la cima più alta del nostro gruppo, fino a 2500 metri. È una gara molto, molto faticosa ma molto spettacolare. Bellissima comunque. È la zona del Lago Rai, proprio per spiegare, perché Folgaria abbiamo spiegato facilmente raggiungibile, Lavarone eccetera, abbiamo centrato bene anche la zona dei laghetti. Invece quando si parla di zona del Lago Rai, logisticamente che è distante? Allora la catena del Lago Rai sono quasi 60 km, quindi parte proprio dalla montagna che parte sopra le Vico Terme e finisce sull'altopiano del Tesino. Per raggiungere da Padova è semplicissimo, perché si arriva fino a Borgo Valsugana, e da Borgo Valsugana si può salire nelle varie zone, quindi verso il Passo Manghen oppure nella zona della Val Campelle, nel comune di Scurelle, che ha donato l'anno scorso l'albero al Papa. Ah, giusto. E quindi diciamo quello è il cuore del Lago Rai, e dove si trovano tutti questi sentieri che si possono fare ovviamente con le ciaspole e con gli sci di alpinismo, ed estate ci sono spettacolari passeggiate per trekking.
Adesso, proprio adesso così, c'è ancora il trekking oppure c'è quando incomincerà il periodo delle ciaspine? Adesso un attimo collego i messaggi. Io ho girato in moto il Passo Coe quest'estate, ho visto un comprensorio sciistico eccezionale. Perché non ne parlate? Grazie Sandro da Venezia. Passo Coe, adesso toccherà a Daniele raccontarlo. E ultima cosa, c'è neve già per le ciaspole oppure manca ancora un po'? Ma manca ancora un po'. Adesso si può camminare. Adesso però si può fare ancora trekking tranquillamente. Si può tranquillamente fare trekking. Si possono fare passeggiate senza nessun problema, sì. Esatto. Perfetto. Poi quando arriverà la neve bella cospicua, allora inizieranno avviseremo tutti, manderemo i comunicati assolutamente. Intanto ancora tranquilli per il trekking, perché tanti piace fare il trekking d'autunno, che effettivamente non è niente male. Patrimonio dell'UNESCO per i canederli, quindi sei candidato. Mi sa che hanno preso giù nota, si mettono subito a farli. Sì, per Passo Coe in realtà fa parte della schiarea Folgaria Ski. E quindi per spiegare ai nostri ascoltatori, noi abbiamo due comprensori, il comprensorio di Lavarone e il comprensorio di Folgaria, che possono essere utilizzati con un unico ski pass, quindi comprando lo ski pass al Pecimbra si può sciare sia a Lavarone che a Folgaria. La parte di Folgaria parte dal paese, diciamo dalla zona di costa, e si protrae fino alla parte veneta, quindi arrivando alla zona dei Fiorentini, che è nel comune di Tonezza. Nel punto più alto c'è appunto Passo Coe, che abbiamo visto, ecco, proprio questa parte nelle immagini, che è una zona anche da un punto di vista naturalistico molto bello. Io consiglio a tutti, quando si è a Passo Coe, di salire a Cima Pioverna, perché da Cima Pioverna si vede uno dei 360 veramente più belli e unici che uno possa vedere, perché da lì si spazia dalle Alpi austriache a tutta la catena della Damello Brenta, per arrivare a vedere nelle lotti, quelle più serene, anche la laguna di Venezia. Quindi c'è una vista incredibile. Cima Pioverna? Come si allora, raggiunge? Cima Pioverna si arriva appunto scendendo con gli sci, si può partire da Passo Coe, si prendono gli impianti che portano verso la parte veneta e proprio nella sommità si arriva a Cima Pioverna. Oppure a piedini oppure a Piovini o con le ciaspole, partendo sia dai Fiorentini oppure sempre da Passo Coe. Perfetto, andiamo in pubblicità rapidissimi, dopo altre chicche verranno rivelate.